Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rust. Come potete ben notare ci troviamo quest'oggi immersi all'interno del nostro solito paesaggio rurale. Il sole splende alto nel cielo, saranno circa le 10 del mattino. 2-3 fusti di alberi sempre verdi centenari intorno a noi e anche qualche bella pietra magmatica, calcarea che si ritrova appunto dalle nostre parti. Beh, quest'oggi cercheremo di portare avanti la nostra avventura all'interno di questo gioco e diamo un'occhiata, iniziamo a incamminarci verso il nostro obiettivo. Avete visto bene ragazzi, questa è la nostra nuova abitazione, sicuramente appena adesso creata, ha visto la luce del sole appunto da qualche ora. Date un'occhiata alla sua grande potenza a livello anche di fondazioni spesse 2 metri per 2, quindi sicuramente una grande abitazione degna di nota. Allora ragazzi, vi farò fare prima un giro immediato al suo interno e magari vi spiegherò le motivazioni inerenti all'ambito di Rust, le quali si concentreranno principalmente su 2 motivi principali. Intanto apriamo la nostra grande porta in legno, vediamo di entrare, attenzione, vediamo se possiamo accedere nella nostra grande dimora. Chiudiamo la porta, benissimo. Eccoci qua, una bella fornace sulla destra. Ragazzi, faccio fare un bel tour della nostra casa, ovviamente tutto in legno, purtroppo non abbiamo altri materiali. Una bella porta in ferro per proteggere la sezione, come dire, molto più importante, all'interno della quale ritroviamo 3 box, anzi per dir la verità 5 box per depositare ovviamente i nostri oggetti, una bella branda, un bel sacco a pelo per passare la notte, un tavolo appunto per le riparazioni e un workbench, ovvero tavolo da lavoro per velocizzare la nostra produzione di oggetti. Allora ragazzi, prima di iniziare la nostra avventura all'interno di questo gioco vi voglio spiegare il motivo per cui non ho caricato gameplay all'interno di questi ultimi giorni per quanto riguarda sicuramente l'ambito Rust. Allora, il server all'interno del quale giocavo in passato, non so che cosa sia successo precisamente, o è stato chiuso, ci sono stati problemi, comunque non lo trovo più all'interno della lista dei server e ho dovuto necessariamente spostare tutto il mio equipaggiamento su un altro server, quindi certamente iniziare una nuova partita su un altro server e ci è voluto tempo e ho cercato anche in questi giorni di sfruttare questa opportunità per capire più o meno come funzionasse direttamente il gioco nelle sue meccaniche principali. Infatti sono riuscito a imparare molto dalla prima volta e sicuramente, anzi sono ben sicuro di potervi anche illustrare meglio il gioco. E sicuramente questo è un server italiano dove sicuramente ci saranno giocatori italiani. Visto che è molto popolato ragazzi, ho dovuto necessariamente costruire la casa al più presto perché avrei potuto essere colpito, ucciso, e quindi sicuramente dovevo essere molto rapido. Comunque è una casa molto rudimentale, potete vedere che non è molto elaborata a livello anche di architettura, ingegneria, poiché ha solo un primo piano dove ritroviamo da una parte la zona notte, da una parte la zona giorno, divisa da un'unica trave in legno accompagnata da una porta in ferro, quindi non c'è niente di elaborato. La casa, il padiglione, come dire, il padiglione principale lo costruiremo assieme nel momento in cui abbandoneremo questa casa. Quindi ho intenzione ragazzi, usciamo un attimino fuori, di collocare un'altra bella casa accanto a questa sorta di deposito per definire necessariamente il nostro aspetto all'interno di questo gioco. Allora, l'ubicazione di questa casa e tutte le metodologie di orientamento ve le spiegherò tra poco. Comunque, vediamo di iniziare la nostra grande avventura. La porta funziona, abbiamo messo un bel codice per inaugurare l'accesso. Allora, prima di iniziare l'avventura ragazzi, potete ben vedere che il nostro tavolo da lavoro è davanti a noi, il quale ci permetterà di costruire molto più rapidamente i nostri oggetti. La nostra workbench inerente all'ambito attrezzi, perché vi illustrerò anche gli innovamenti che ci sono stati all'interno di questo gioco. Infatti gli sviluppatori hanno aggiunto l'integrità delle armi. Per esempio il piccone, eccolo qui davanti a noi, un altro oggetto di raccolta, ha una condizione di 80 su 80, quindi sicuramente al massimo. Quando gli oggetti verranno meno di questa loro possibilità di struttura, dovranno essere riparati al costo di determinati, come dire, al costo di determinati materiali che potremo trovare in giro. Allora ragazzi, l'obiettivo di oggi è quello di uscire direttamente dalla nostra casa per trovare dei materiali ed iniziare quindi la nostra costruzione di una casa molto più elaborata, magari molto più solida, in ferro o addirittura qualche altro materiale. Allora, prima di andar via però, vediamo di accendere la nostra fornace. La fornace è un luogo dove collocare direttamente i nostri minerali a livello di rocce, che siano sedimentari, che siano metamorfiche, che siano magmatiche, qualsiasi tipologia di roccia, come per esempio sulfur ore, addirittura metal ore, le quali genereranno non solo sulfur, ma addirittura metal fragments, ovvero tante tipologie di minerali fusi, i quali saranno fondamentali per la creazione di qualcosa di più imponente. Quindi per adesso vediamo di collocare della legna per tenere accesa la fornace. La lasciamo ragazzi accesa nel momento in cui abbandoneremo la nostra casa e vediamo un pochettino cosa c'è all'interno delle nostre casse. Potete vedere ho raccolto dei kit per il raccoglimento del sangue, per
effettuare trasfusioni. Il nostro solito arco lo porteremo con noi, perché adesso ragazzi ci faremo un bel giro per la mappa. Benissimo, trasporteremo il minor numero possibile di merci. Intanto ci portiamo anche dei bendaggi, ovvero dei kit medico, il nostro piccone fondamentale, le cartucce per il nostro fucile e per la nostra pistola. Adesso ragazzi vi racconto un aneddoto che veramente vi farà morire da ridere. Allora adesso ve lo racconto. Intanto posizioniamo la nostra pietra qui e adesso vi spiegherò tutto nel momento in cui ci avvieremo. Allora intanto voglio controllare se abbiamo anche abbastanza cibo. Ok, il cibo mi sa che sta iniziando a scarseggiare. Abbiamo solo 8 cotolette di pollo, quindi vediamo di craftare intanto un bel campfire. Vediamo di raccogliere immediatamente del legno, se ne abbiamo ancora da queste parti. Vediamo un po', il legno mi sembra che l'ho nascosto da queste parti. Ok, allora portiamolo immediatamente qui. Cerchiamo di craftare una bella zona per il raccoglimento diretto della nostra carne cucinata. Allora ragazzi, vi voglio illustrare appunto questo mio aneddoto che vi farà proprio morire da ridere. Allora, io sono riuscito a entrare all'interno di questo gioco, quindi non so quanto tempo ragazzi ho viaggiato per collocare una casa sicura all'interno di questa postazione. Non so quanto sia sicura, però fino adesso mi è stata utile. Allora, cosa ho fatto io in passato? Proprio mi sono lanciato nella ricerca di questo posto e mentre correvo mi sentivo inseguito. Come dire, mi sentivo inseguito da qualcuno. Infatti mi giravo e c'era sempre qualcuno che mi seguiva, poi si nascondeva, mi seguiva, si nascondeva. Quindi ragazzi sicuramente poteva essere un grosso problema. E allora ho continuato a seguire la via la retta via per ritrovare quindi un'ubicazione adatta per nascondermi, creare una bella casa, e mi ritrovavo sempre seguito da queste ombre, quindi queste persone che, non lo so, mi seguivano, maledizione. C'erano anche lupi, orsi che continuavano a seguirmi e sono entrato in una città, come dire, una città radioattiva, e sono riuscito a trovare addirittura il progetto per la nostra 9 mm e quindi tranquillamente sono riuscito a imparare questo mestiere. Mi sono ritirato in questa bella ubicazione dove ho costruito la mia casa. Fin qui tutto a posto, finché una notte mi sento bussare alla porta, ma non bussare così ragazzi, proprio con i picconi, con le pietre, mi volevano buttare a terra la nostra grande porta. E allora avevo la pistola pronta ragazzi, proprio l'ho tirata fuori, ero appunto da queste parti, nei pressi di questo bel sacco a pelo, così, con la pistola, eccola qui, con il nostro silenziatore, anzi era senza silenziatore. Ecco, ero pronto, ero proprio impaurito, mi sono avvicinato ragazzi, ho aperto la porta in ferro, ho guardato appunto al di là del nostro spioncino e c'erano appunto 2 persone, addirittura 3 persone che continuavano a rompermi le scatole. Che cosa ho fatto? Erano tutte vestite abbastanza come dire, non avevano un grosso equipaggiamento, però erano vestite normalmente come sono vestito io adesso. 2 sono andate via, non so per quale motivo, e ne è rimasto uno solo che stava continuando a colpire la nostra porta in maniera continua. Ho puntato ragazzi, ho aperto immediatamente 5 colpi dritti in testa, l'ho lasciato freddo appunto qua sotto e ho capito la potenza di questa pistolona che abbiamo appunto in mano. Comunque è rimasto secco ragazzi, io non penso neanche che se lo immaginava. Comunque è rimasto là secco, si è messo anche a ridere il giocatore al quale probabilmente gli ho sparato. Comunque sicuramente abbiamo dato prova della nostra grande potenza a livello sicuramente di armi, e quindi il discorso che volevo portare avanti era appunto questo delle armi. Allora sicuramente sono riuscito a creare una bella pistola 9 mm inerente all'ambito quindi difesa personale, e un bel fucile Perfect Pipe Shotgun che adesso ve lo farò vedere. Eccolo qui, è un fucile che spara un colpo alla volta. Le cartucce sono queste, eccole qui, e addirittura anche queste altre. È un fucile abbastanza buono, sicuramente serve. Che è stato? Mi sembra di aver sentito un rumore, però ok, perfetto. È un fucile abbastanza buono, soprattutto per cacciare, ragazzi. Comunque io lo tengo anche per difesa personale. Comunque sono riuscito a creare queste armi, poi magari vi farò vedere come vengono create, tutto il processo. Intanto ragazzi è opportuno che usciamo dalla nostra abitazione per andare a ricercare magari qualche materiale. Allora stiamo raccogliendo il numero massimo di carne, perfetto, continuiamo a splittare. Intanto mentre continua a cucinare il nostro grande braciere, come dire, vi ho raccontato questa sorta di aneddoto. C'è una cosa fantastica, di quanto mi avevano perseguitato. Proprio ho aperto la porta e gli ho scaricato un caricatore addosso ragazzi. Però sicuramente non avevamo silenziatore, avrebbero potuto scoprirci molto rapidamente. Però adesso con il silenziatore, il quale sono riuscito a posizionarlo sulla nostra pistola da qualche ora, saremo sicuramente più attivi. Allora il fuoco qui come sta andando? Mi sa che sta procedendo abbastanza bene. Stiamo cuocendo il tutto. Qui come va? Perfetto, stiamo raccogliendo sempre più metalli. Perfetto, vediamo un pochettino, anche un po' di sulfur ore.
Attenzione ragazzi, ogni tanto mi sto zitto perché voglio sentire se c'è qualcosa o qualcuno che ci rompa le scatole. Attenzione, vediamo un po', perché in questo gioco davvero vige la legge del più forte, ragazzi. Chi è il più forte riesce a sopravvivere. Infatti ecco perché sono così ostile con i giocatori che mi rompono le scatole. Proprio mi volevano aprire la porta e li ho mandati all'altro mondo. Allora, vediamo un pochettino. Questa carne, ragazzi, penso che possa bastare. Magari cercheremo di realizzare un altro bel fuoco da campo più avanti. Mi sa che possiamo anche lasciar perdere la legna al suo interno e quindi partire direttamente per una nuova avanscoperta, diretti quindi verso l'ignoto. Ok, il sulfur ore lo possiamo perfettamente lasciare qui. Ok ragazzi, scusate un attimo questo momento di stasi, però certamente adesso ci lanceremo all'attacco. Allora, portiamoci anche del low fuel, eccolo qui, del carburante per accendere magari qualche torcia e procediamo ragazzi. Allora, la fornace è sempre accesa, qui possiamo chiudere, procediamo. Allora, è mezzogiorno, il sole è alto nel cielo, quindi scendiamo ragazzi. Allora, vi faccio vedere dove è posizionata la nostra casa, eccola qui in tutto il suo splendore. Allora, scendendo appunto da questa parte, ecco la nostra strada. Ho scoperto che in Rust non è come all'interno degli altri giochi inerenti all'ambito sopravvivenza, uno si può orientare esclusivamente con la strada. La strada segue una sorta di traiettoria circolare ragazzi, che è importantissima, e quindi seguendo la strada si arriverà sì e no dopo tanti chilometri di camminata allo stesso punto. Io allora adesso sapete cosa faccio per capire? Allora, la casa si capisce che è sicuramente dove ci sono queste due case, questi bunker della seconda guerra mondiale, però per essere ancora più sicuro, ecco adesso non possiamo farlo, però magari io di solito quando camminavo da queste parti ero solito posizionare magari un bel campfire proprio in mezzo alla strada per capire a che altezza avrei dovuto girare per dirigermi verso la nostra casa. Quindi ragazzi, come al solito, seconda stella a destra fino al mattino, salire fino alla sopra per ritrovare la nostra casa, un bel campfire. Allora, l'obiettivo, qualcuno mi ha domandato qual è l'obiettivo all'interno di questo gioco oltre che a sopravvivere. Sopravvivere è la minor cosa, perché sicuramente il nostro obiettivo è raccogliere materiali, riuscire a ingrandire il nostro apparato di costruzione e realizzazione di oggetti e soprattutto anche entrare in conflitto con gli altri giocatori. Quindi un gioco davvero molto ampio che mi sta piacendo molto. L'unica cosa che non mi piace di questo gioco è che quando si muore si perde tutto. Comunque potrebbe essere molto realistico. Campfire qui a terra, quando lo ritroveremo gireremo dall'altra parte. Allora ragazzi, sinistro, destra, Los Angeles o New York, testo, croce, testa, giriamo verso New York, perfetto. Allora il nostro piccone, benissimo. Allora vi faccio vedere appunto le nostre icone in basso. La prima icona è l'icona del cibo, sicuramente abbiamo abbastanza mangiare per sopravvivere abbastanza. La seconda è un medikit che sono riuscito a trovare in una città radioattiva, perché le città radioattive sono molto importanti, le quali ci daranno la possibilità di ottenere oggetti rari, progetti e soprattutto tanta altra roba che sarà fondamentale più avanti. Attenzione, l'idea addirittura una casa di un giocatore, quindi vediamo di andare a dare un'occhiata. La nostra pistola 9 mm ragazzi, come una faina nella notte, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. È aperta, non c'è nessuno, ok, gliela possiamo chiudere, la porta è bloccata. Ok, per quanto riguarda la quarta icona, ovvero le pasticche radioattive, sono delle pasticche, quindi delle pillole che vengono prese nel momento in cui le radiazioni superano le 400 unità ragazzi. Quindi attenzione a come le utilizzate, anche se voi come dire, se volete giocare a questo gioco sicuramente tenete conto che le pasticche radioattive sono molto importanti per sopravvivere all'interno di quelle città. Allora, infatti da quella parte date un'occhiata, c'è una bella ciminiera, una sorta di ciminiera inerente all'ambito raffineria, e sicuramente potremmo entrare all'interno di questa zona per raccogliere un po' di roba. Allora, iniziamo il processo di raccolta, perfetto, date un'occhiata come raccogliamo direttamente minerali. Ok, io direi di camminare ragazzi sempre con la pistola, perché non so, ma sono più appassionato delle pistole che dei fucili. Ok, date un'occhiata della grande quantità di minerali che ritroviamo da queste parti, addirittura della legna. Vi ricordate ragazzi quando appunto giocavo all'inizio e raccoglievo una piccola quantità proprio da questi ammassi di legno? Ecco, il piccone, l'oggetto con cui noi ricaveremo dei minerali, della legna, è anche importante. Credo che il piccone sia uno dei più belli nella raccolta di materiali, perché ci dà un grande surplus a livello di materie prime, quindi importante. Ok, vi ricordo che se dovessimo morire andremmo a perdere tutte le nostre risorse e torneremo al nostro campfire, quindi alla nostra casa, però cerchiamo di non morire ragazzi, è sempre opportuno. Intanto vediamo un pochettino, lì c'è un bel cervo, un bel buck di Far Cry 3, eccolo lì, date un'occhiata che figo, però abbiamo abbastanza cibo da poter sopravvivere ragazzi, non ci sono problemi. Intanto ragazzi come dire, una piccola nota, sto registrando con il Blue Yeti per la prima volta, quindi ragazzi mi raccomando, la strada dov'è? Attenzione, seconda stella a destra fino al mattino, seguiamo la strada ragazzi, evitiamo di perderci. Allora vi dicevo,
Sto registrando con il Blue Yeti. Qualcuno di voi mi ha detto vedi che devi abbassare il gain del microfono. Infatti in questi giorni, ragazzi, non so se avete visto, ma non ho caricato gameplay proprio perché volevo capire come settare il microfono. Adesso sono arrivato a una posizione abbastanza soddisfacente del microfono nella mia scrivania. Anche a livello tecnico sono riuscito a sistemare un pochettino l'equalizzatore. Comunque, se ancora voi sentite qualcosa, io abbasso ancora di più il gain del guadagno, la manovella del guadagno, che sarebbe poi il gain, per farvi sentire ovviamente il tutto nella maniera migliore. Allora, nostra ciminiera radioattiva alla nostra destra, il sole sta scomparendo al di là del monte, quindi attenzione ragazzi che dobbiamo essere prudenti anche di notte. Eccoci qua, un branco di lupi qua davanti a noi, lupi in rosso, eccolo qua che si avvicina, attenzione, un lupacchiotto davanti a noi, colpito direttamente, attenzione, ricarichiamo ragazzi, eccolo che si avvicina, eccolo, chiudi la canna, una bella doppietta assomiglia, Allora, research kit, questo ci servirà ragazzi, perfetto, intanto raccogliamo della carne dal nostro lupo, perfetto, se sentite questi rumori di sottofondo sono esclusivamente le radiazioni, quindi attenti. Ok, mi sa che possiamo ricaricare il nostro fucile alla grande. Vediamo, mi sembra di aver visto da queste parti anche degli altri lupi. Un bell'orso, Eccolo qui, il teddy bear che ci insegue, perfetto, vediamo di ricaricare. Ok, dai, perfetto. Sicuramente i lupi e gli orsi rossi sono molto più importanti di quelli base, perché sicuramente danno più materiali, come per esempio anche questi materiali un pochettino più elaborati come i research kit e anche altri oggetti che più avanti vedrete. Bene, ricarichiamo il tutto, perfetto, meno male che mi sono portato i medikit. Eccati questa, amico mio, questa ondata di piombo direttamente da questa parte. Kevlar Pants BB, questa per esempio è una ricetta per i Kevlar Pants, saranno degli altri pantaloni molto più importanti dei nostri a livello quindi di struttura. Ricarichiamo, perfetto. E una cosa che mi piace di questo gioco è proprio la creazione di munizioni, la scoperta, proprio un gioco davvero molto particolare. Allora, io direi ragazzi di allontanarci e andare a colpire definitivamente la nostra base qui alla destra, per vedere un pochettino se possiamo entrare all'interno. Stiamo facendo abbassare le radiazioni, siamo sul 216, anzi io direi di procedere, abbiamo abbastanza pillole per riuscire a sopportare. L'importante è che gli orsi, ecco un altro lupo davanti a noi, eccolo che ci giunge in avanti, beccati questo, addirittura lo possiamo uccidere con un unico colpo, perfetto. Blueprint, una bella pistolona probabilmente. Grande, allora vediamo di entrare all'interno ragazzi, ok? Quando arriverà a 500 l'icona delle radiazioni, vedremo di prenderci direttamente una bella pillola. Ok, ne abbiamo 6. Eccoci ragazzi, molto rapidamente. Vediamo cosa c'è da queste parti. Vediamo. Qui non c'è niente. Eccolo, perfetto, della polvere da sparo. Mentre qui cosa c'è? Un kit per la raccolta del sangue, non ci serve, già ce l'abbiamo a casa. Ok, una bella pasticca, l'abbiamo presa. Stiamo facendo ridurre il numero delle radiazioni all'interno di noi stessi. Ottimo. Allora, qui ritroviamo un'altra bella abitazione, prospettiva centrale ragazzi. Eccola qua, più che prospettiva, piano centrale. Vediamo da queste parti. Niente, è vuoto. Attenzione, usciamo. Attenzione, radiazioni anche alte da queste parti. Vediamo di prenderci un'altra bella pillola. Ok, vediamo di salire ragazzi. Presto. Andiamo da questa parte. Vediamo se troviamo qualcosa di importante. Le radiazioni salgono. Attenzione, qui c'è un research kit, probabilmente è morto qualcuno. Vediamo. Eccola, un'altra bella cassa. Un piccone, non ci serve, maledizione. Stiamo sprecando le nostre pasticche. Presto ragazzi, presto. Ecco da questa parte, vediamo un pochettino. Ok, mi sa che non abbiamo analizzato ancora questa zona. Ancora radiazioni sempre più forti, maledizione. Il nostro amico chissà come sarà ridotto. Attenzione, un'altra bella altre 8 pillole, perfetto. Queste saranno importantissime. Saliamo, ecco un'altra bella cassa. Vediamo un po', eccola, un'espansione per le nostre riserve. Benissimo, raccogliamo un'altra bella pillola. Allora, mi sembra che non sono entrato ancora da questa parte. Intanto sta calando il sole dietro le montagne, ragazzi, va a spegnersi il giorno. Eccoci, qui hanno raccolto tutto, maledizione. Vediamo invece se dall'altra parte c'è qualche altra cosa. Mi sa che dobbiamo prendere la torcia a breve, Vediamo un pochettino. I lupi, maledizione, mi hanno beccato. Dobbiamo scappare ragazzi, un attimino. Attenzione, maledetti, mi avete tormentato una vita. Dove siete, Dove siete? Eccolo ragazzi, qua è pericolosissimo. Ricarica, amico mio, ricarica. Benissimo, attenzione ragazzi, attenzione, ci stanno inseguendo a tutta manetta. Allora, vediamo un pochettino ancora dietro di noi, beccati questo. Vediamo cosa ha lasciato. Ottimo, metal fragment, utilissimi. Ci sta inseguendo tutto il libero della giungla. Maledizione, ricarica.
Ricarica, amico mio, ricarica. Lo so, ragazzi, che non si vede un accidente, ma neanche io vedo nulla. Eccoli, vedo solo delle macchie rosse. 2 orsacchiotti che mi inseguono, maledizione. Allora, vediamo di salire verso l'alto, perché sicuramente avremo ottime possibilità di missione. Ancora radiazioni al massimo. Vediamo un pochettino. Eccoli gli orsi davanti a noi. Non vedo un accidente, ragazzi, non vedo un accidente neanche io. Adesso vedrò di accendere immediatamente la torcia. Eccoli, 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 maledetti. Ma quanti sono? Niente, ragazzi, dobbiamo fare una cosa molto più rapida. Certamente dobbiamo accendere la nostra luce, perché neanche io vedo niente, ragazzi. Come voi non vedete niente, neanche io vedo niente. Un attimo, un attimo, proprio buio pesto. Ho visto... Bene, ole, finalmente si vede qualcosa. Ecco gli orsi che ci inseguono, ragazzi, un attimino. Ho visto, ragazzi, che hanno modificato anche l'ambito notte. Sicuramente l'hanno resa molto più buia con questa sorta di luna piena che va a cambiare ogni tanto. Attenzione, il nostro orsacchiotto sempre davanti a noi. Grande. Allora, questo attimo di luminosità ridotta ormai è terminato. Perfetto, ecco perché appunto ho trasportato anche queste... torce, perché ci saranno utili più avanti. Bene, teniamo sempre in considerazione la strada, ragazzi. Vediamo un po' se abbiamo ammazzato qualche orso da queste parti. Eccolo, là c'è un altro orso che continua a camminare. Mi sa che è arrivato il momento di ricaricare. Mi dispiace, ragazzi, che è arrivata la notte, però purtroppo dobbiamo anche affrontarla. Ok, io cercherò di mantenervi la luminosità alta più che posso. Tanto vediamo un pochettino. Ecco che arriva un lupo davanti a noi. Eccolo. Perfetto, vediamo cosa ha lasciato. Del cloth, della pelle, perfetto. E adesso vediamo di dirigerci nuovamente all'interno della nostra zona delle radiazioni, ragazzi. Questa volta però con una bella torcia attiva. Vediamo questo ragazzone cosa ha lasciato. Delle scatolette di tonno. E ci insegue l'altro orso yogi proprio dietro di noi, ragazzi. Eccolo. Maledizione. No, stiamo sanguinando. Stiamo sanguinando, ragazzi. Meno male che ho portato il bandage. Dai, 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 dai. Prepariamoci, prepariamoci alla grande. Giriamoci e scarichiamogli un'ondata di fuoco addosso. Dov'è? Dov'è? Ecco, più di uno sono, ragazzi. Qua non ne usciamo fuori, non ne usciamo fuori. Stiamo perdendo tutto. Meno male che sono riuscito a portarmi i medikit. I medikit. Dai, ragazzo mio, ricarica. Ricarica più che puoi. Devo fare piazza pulita. Avanti che ce la facciamo. Dove sono? Eccolo. Eccolo, uno l'abbiamo fatto secco. Dov'è? 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 Eccolo che gira intorno a noi. Maledizione, maledizione. Niente, ragazzi, andiamo via. Il nostro obiettivo è entrare direttamente da quella parte. Ovviamente nella zona inerente all'ambito della ciminiera. Intanto vediamo di ricaricare il nostro fucile. Però tutti questi orsi proprio nel giro di mezzo metro. Vediamo di ricaricare. Ottimo. Vediamo, deve essere ancora da queste parti questo stupido. Eccolo che arriva, questa testa d'osso. Eccolo qui. Perfetto, mi sa che l'abbiamo ucciso. Ottimo. Allora, vediamo se adesso ci lasciano in pace e possiamo dirigerci finalmente verso il nostro obiettivo. Allora, intanto io direi di allontanarci, perché stiamo finendo tutte le nostre pasticche, creare qualche bella torcia e dirigerci finalmente verso la nostra grande ciminiera. Ok, ragazzi, un attimino. Allora, qualche bella torcia. Perfetto, ne creiamo 2 e vediamo di gettare qualcosa che non ci serve. Allora, le frecce, per adesso ne buttiamo 10 che non ci servono. Il bandage, questo lo lasciamo. Le scarpe per la radioattività. Ottimo, sono delle scarpe molto utili che ci aiutano a sopportare meglio le radiazioni. Il tonno, vediamo di mangiarlo per adesso per aumentare la nostra, come dire, anche mi sembra che diminuisse anche le radiazioni il tonno, quindi vediamo di consumarlo. Ottimo. E vediamo soprattutto, ragazzi, di procedere. Abbiamo delle ottime pastiglie pronte da prendere. Vediamo, 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 vediamo. Ok, allora prendiamone un paio. Maledizione, la torcia è finita proprio adesso. Andiamo, andiamo. Ottimo, allora vediamo di procedere. Da questa parte abbiamo già visto, quindi cerchiamo di andare da un'altra parte. Vediamo un pochettino cosa c'è. Ok, attenzione che le radiazioni si fanno sempre più intense. Abbiamo appena 6 pilloline. Ok, vediamo di tirar su questa bella saracinesca. Avanti, una bella porta da garage. Ok, 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 fammi entrare, maledizione. Fatemi entrare. Olè, alla grande. Vediamo un po', qui mi sa che hanno raccolto tutto. Non c'è un bel niente, un fico secco. Vediamo da queste parti. Allora, mi sembra che in questa zona ci fossero altre casse. Vediamo un po', ecco, infatti, eccola qui. Vediamo, un altro smelt hash. Ecco, si possono addirittura accumulare. Questi sono importanti, ragazzi. Vediamo qui. Ok, mi sa che non c'è nient'altro. Adesso ci dobbiamo lanciare nella ricerca di materiali. Ottimo, ancora le radiazioni stanno aumentando, ma abbiamo ottime possibilità per resistere. Ok, eccolo qui, altra clot, importante. Vediamo un po', il nostro labirinto sta per farci arrivare da qualche parte sbagliata. Altra clot, benissimo. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo, vediamo. Altra clot, ovvero pelli. Sono utilissime queste, ragazzi,
Perfetto, vediamo un pochettino da queste parti. Pillole antiradiazioni. Benissimo, potremmo stare immersi all'interno di questo universo delle radiazioni proprio per secoli con queste nostre pillole. Però attenzione ragazzi, ecco, le radiazioni si fanno sempre più intense, lo avevo perse di vista. Infatti avete visto che abbiamo subito dei danni. Altri medikit importanti. Vediamo al piano di sopra invece. Ragazzi, non so se avete visto, ma hanno rimosso gli zombie da questo gioco. È una cosa che mi piace davvero tanto, perché gli zombie non li sopporto. Ok, andiamo. Altra pillola. Vediamo. Mi sembra di aver analizzato già tutto. Possiamo uscire da questa parte e dirigerci finalmente verso l'uscita. Vediamo un pochettino. Ok, credo questa zona di averla analizzata tutta, ragazzi. Vediamo un po'. Qui mi sembra di aver controllato tutto. Qui c'era lo zaino. Ok, allora vediamo di uscire direttamente all'aperto. Questa deve essere appunto la nostra strada. La ciminiera dov'è? Noi siamo arrivati da quella parte, ragazzi. Quindi vediamo di procedere dritta. Vediamo quello che riusciamo a trovare appunto in questa notte, appunto dopo la tempesta. Allora avanziamo. La luna è alta in cielo. Perfetto. Vediamo un pochettino. Ci sono maialini da queste parti. Tanto prendiamo una bella come dire, una bella pillola per ripristinare il nostro assetto. Un'altra bella pietra qui davanti a noi. Vediamo di raccogliere il tutto. Perfetto. Ok, vorrei procedere anche nella raccolta di legna, ragazzi, perché sicuramente è molto importante per la costruzione delle nostre diverse costruzioni. Allora, avevo intenzione di costruire magari una bella... Eccola la legna, perfetto. Attenzione. Perfetto. E avevo intenzione, ragazzi, di costruire non solo una bella abitazione. Dov'è la legna? Neanche io la vedo, ragazzi, quindi immaginate. Allora, avevo intenzione di costruire una bella abitazione magari su più piani, con finestra in ferro e tutta roba del genere, per essere un pochettino più protetto. Ok, mi sa che abbiamo raccolto tutto. Benissimo, vediamo di procedere in avanti. Attenzione, lupi, brutto lupo, maledizione. Qui c'è Sniper Wolf, ragazzi, da Metal Gear Solid Snake 1 che ci attacca. Eccolo, carichiamo il nostro fucile. Ce l'abbiamo. Maledetti questi lupi, quanto mi avete fatto arrabbiare nella parte iniziale del gioco. Ancora vivo! Cioè, gli ho sparato addosso, ragazzi, una cannonata. Un fucile del genere, sapete quanto è pericoloso? Cioè, ancora vivo. Cioè, è ancora vivo. Dov'è? Eccolo. Ancora! È ancora vivo, ragazzi. È ancora vivo, maledizione. Gli ho sparato non so quanti colpi addosso. Attenzione, ricarichiamo, maledizione. Avanti, stiamo pure sanguinando, eh. Non so quanto è duro questo maledetto lupo. E basta, maledizione. C'è un'ora che continua ad attaccarci. Allora, vediamo di recuperare. Split. Vediamo di utilizzarne uno e mangiamoci una bella cotoletta di pollo per recuperare. Adesso vediamo se possiamo avanzare in pace. Allora, abbiamo quanta legna? 135. Finché non arriva a 200 non credo di tornare a casa, ragazzi. Però già così andiamo abbastanza bene. Quindi, ragazzi, attenzione ai giocatori che sono davvero pericolosi. Come dire, l'altra volta mi trovavo a camminare e mi sono trovato a essere inseguito proprio da un'orda di giocatori. E quindi attenzione a come ci muoviamo da queste parti. Allora, raccogliamo questa sorta di pietra lavica da queste parti. Benissimo. Ok, un'altra cosa, ragazzi. Ho visto che oggi uscirà Thief, quindi io tra qualche ora vedrò di andare a prenderlo. Voi starete vedendo il video nel momento in cui io sicuramente, come dire, voi starete vedendo il video quando Thief come dire, già è uscito il gioco, però, come dire, tra qualche ora andrò a prenderlo. Ma oggi non arriveranno gameplay. Ecco, questo appunto vi volevo dire, perché devo prenderlo appunto tra poco. Però sicuramente cercherò domani di far arrivare qualche gameplay inerente all'ambito di Thief e cercherò di portare avanti tutta la campagna, ovviamente se il gioco vi interessa. Ho visto che qualcuno di voi mi ha detto Assassin's Creed, per adesso non lo continui più. Mi sono fermato anche io su Assassin's Creed, però nel momento in cui, ragazzi, ritornerò, lo vedrete anche voi, perché sicuramente continuerò la campagna insieme a voi. Shh, attenzione, attenzione, baracca davanti a noi. Pistola pronta. Pistola pronta. Pulito. Pulito, ragazzi. Non c'è nessuno. Ottimo, attenzione, da quella parte anche un'altra bella abitazione. Adesso vedremo come una faina nella notte di avvicinarci verso questa bella abitazione avversaria. Magari riuscissi, ragazzi, a ottenere un bel po' di C4 per far saltare in aria magari l'abitazione avversaria. Eccola. Eccola, vediamo dove la porta. Eccola qui. Non so, ragazzi, se lo sapete, ma per distruggere proprio le abitazioni avversarie è necessaria una dose abbastanza consistente di C4. Quindi sicuramente potrei gettarla a terra col piccone, però è davvero molto dura e sicuramente dovrei fare uso del C4. Vediamo se possiamo invece salire qui da queste parti. Attenzione. Sì, mi sa che possiamo procedere da questa parte. Vediamo un pochettino quello che riusciamo a trovare. Ok, attenzione sempre a non perdere la retta via.
Attenzione, vediamo un pochettino se ci ha messo il tetto il ragazzo. Ok, non ha messo il tetto. Però ragazzi, attenzione a non finire qui dentro, perché se caschiamo davvero è un problema. Allora, vediamo un po'. Il nostro grande amico mi sa che non ha messo il tetto, però ha messo delle ottime scale. Vediamo un po'. Ecco del fuoco. Vediamo qui, c'è un bel box con un'unica pietra. Quindi attenzione ragazzi a non rimanere impantanati qui dentro. Ok, ottima scelta amico mio. Hai costruito solo la casa senza mettere il tetto, quindi addirittura vicino a una roccia. Quindi chi vuole può entrare in casa tua senza nessun problema. Allora, bene, abbiamo controllato. Abbiamo intanto incrementato la nostra possibilità di raccolta di materiali con tutta questa roba che abbiamo preso. Vediamo di procedere. Intanto ragazzi tranquilli, se voi non vi ricordate la strada, ma io credo di saperla, sarebbe davvero bello se si potesse inventare una bussola all'interno di questo gioco. Allora, guardate della grande legna che c'è da queste parti, raccoglieremo tutto. Ah, questo è il luogo dove ho costruito la mia prima casa ragazzi. Appunto da queste parti, vicino a... Chi c'è? Attenzione. Vicino a quell'albero là sotto, ecco proprio l'albero sempreverde, quello che vedete là in fondo, ho costruito la mia prima abitazione appunto per sfuggire ai dannati lupi che si ritrovavano da queste parti. Comunque me la sono cavata abbastanza bene. Allora continuiamo la raccolta. Bene, quindi ragazzi, novità per quanto riguarda i prossimi giorni. Arriveranno, ancora non ho girato a Spa, come dire in Belgio. Sicuramente nei prossimi giorni vedrò di girare, di effettuare dei gameplay all'interno dell'ambito di questo nuovo circuito. Però sicuramente arriveranno dei gameplay di Thief nel momento in cui lo acquisterò. Certamente vi farò vedere anche l'unboxing di questo gioco. Adesso sono riuscito a procurarmi anche una telecamera. Non è una telecamera molto, come dire, molto sofisticata, però fa sicuramente il suo lavoro e vi potrà piacere anche la qualità video. Quindi mi raccomando ragazzi, nei prossimi giorni aspettatevi il nuovo unboxing per quanto riguarda Thief. E attenzione, chi c'è? Attenzione, chi c'è da queste... Ah, questo ragazzi l'avevo piazzato io. Date un'occhiata. Volevo costruire la mia prima casa da queste parti per sopravvivere appunto in questa zona, e l'avevo piazzata io proprio questa zona. Guardate che era figa. Ma poi alla fine ho deciso di andarmene perché era una zona popolata da troppe persone, quindi ho deciso di andare via. Quindi ragazzi, attenzione, eccolo qui, distruggiamo questa zona. Ok, nei prossimi giorni vi ho detto arriveranno dei gameplay di Thief. Speriamo ragazzi che sia un gioco fantastico. Io vedrò di iniziarlo insieme a voi, perché come ben sapete i giochi inerenti, cioè che hanno una trama, ovvero una storia, una parte centrale, una fine, non li gioco da solo, cioè li gioco sempre insieme a voi. Quindi stessa cosa Assassin's Creed, sono sempre fermo a quell'ambito dove ci ritrovavamo. Quindi nel momento in cui mi verrà voglia di giocare, come dire, in maniera più intensa, lo continuerò sempre insieme a voi. Allora, vediamo di continuare. Solo qui in Rust, come dire, mi sono lanciato un pochettino più avanti perché volevo capire le meccaniche di gioco. Però in Thief credo che meccaniche di gioco così complicate non ce ne siano, esclusivamente bisognerà imparare dal tutorial principale. Comunque, credo che ragazzi che acquisterò Titanfall perché voglio provarlo, è un gioco che mi attira, sicuramente uscirà il 13 marzo, quindi ve lo consiglio ragazzi, se voi siete appassionati di sparatutto. Non sono riuscito a capire ancora bene su che cosa si baserà il gioco, però visto che il futuro mi piace, l'ambito tecnologico mi piace anche, quindi una guerra con dei giganti tipo, non so ragazzi se avete visto Avatar, forse c'entra qualcosa con quel gioco a livello di macchine distruttive. Mi sembra che il protagonista una volta sia salito al di sopra di una macchina simile a quella simile a quella di Titanfall, quindi davvero mi piacerebbe molto impersonare una cosa del genere. Quindi magari un gioco, è da molto che non gioco uno sparatutto futuristico tipo Halo, quindi magari lo vorrò provare più avanti. Legna ne abbiamo abbastanza, possiamo tornare ragazzi verso la nostra dimora. Quindi procediamo ragazzi, ci becchiamo tra qualche secondo nel momento in cui raggiungeremo la nostra abitazione. Ed eccoci ragazzi, il nostro grande punto di riferimento, seconda stella a destra fino al mattino, ricordatevelo. Quindi a destra, da quella parte, le nostre due casette, i nostri bunker. La nostra casa è appunto da queste parti. Speriamo che non ci sia nessuno. Come al solito, sempre la nostra pistola in mano. Cioè, mi piace tantissimo questo rumore. Carichiamo, eccola la nostra pallottola, proprio il nostro proiettile più che pallottola in canna. Allora, vediamo un pochettino, mi sembra che si dovesse salire da questa parte se non sbaglio. Vediamo un po'. Allora, vediamo di salire. No, mi sembra che da quest'altra. Eccola qui, la nostra grande abitazione in tutto il suo splendore. Vediamo se qualcuno ha combinato qualcosa. Entriamo, toc toc, olè. Eccoci arrivati, dopo un grande periodo di cammino. Finalmente la nostra fornace ha esaurito il tutto e quindi ha convertito una buona quantità di materiali in metal fragment, anche in sulfur. Saranno fondamentali. Intanto mettiamo un altro po' di materiali. 112 di legna non sono troppi però, Mettiamone magari 50, no,
28, perfetto, accendiamo la fornace e lasciamola quindi incandescente. Allora, vediamo un po', ragazzi. Il piccone per adesso è semidistrutto, quindi vediamo di ripararlo. 4 metal fragment, mi sembra che li ho lasciati nella fornace. Prendiamoli, 200 sono importanti, ok, la legna la lasceremo tutta qua dentro, ottimo, vediamo di portarla qua su, ok, 250, 28 e altri 56, fanno 84, le pietre qua dentro. E allora, ripariamolo, anche il legno abbiamo bisogno, ok, vediamo di riprenderlo. Allora, deve essere qui, perfetto, vediamo di riparare il nostro piccone. Repair item, sicuramente riparato. Allora, vediamo un pochettino. Sicuramente avevo intenzione di iniziare a costruire appunto il nostro nuovo prefabbricato dall'altra parte. Intanto abbiamo anche l'opportunità di costruire magari una nuova pistola, una P250, un'arma semiautomatica. Io direi danno 31, portata 120, recoil 11, la 9 mm 87, sicuramente più potente, ragazzi. Quindi vediamo di realizzarla. Abbiamo bisogno di 12 di low metal. Low metal deve essere da questa parte, ok, ne abbiamo bisogno di 12. Eccolo qui con i nostri ragazzi. Davvero adesso voi vedete è molto semplice creare ovviamente un oggetto del genere, però i nostri metal fragment sono davvero molto ma molto rari, quindi attenzione a quello che combiniamo, a come li utilizziamo. Ok, creeremo un'altra arma che sicuramente è un'arma da difesa personale, sarà importantissima per noi stessi e anche per le prossime attività. Allora magari proveremo ad attaccare qualcuno, ragazzi, qualche bella rissa, però inizialmente dobbiamo riuscire ad accumulare più C4 possibile. Ok, allora vediamo un pochettino con la nostra ricetta, vediamo un po', abbiamo abbastanza munizioni, farò qualche munizione in più per il nostro fucile, i nostri clever plants, perfetto, vediamo cosa ci vuole per realizzarli. Credo che ci voglia, vediamo un pochettino, metal e leather, ok, magari li faremo più avanti. Tanto la nostra pistolona, eccola qui, la nostra pistola che spara colpi da credo 99 9 mm, vediamo un pochettino, eccola qua. Ah, una pistola della SWAT, perfetto. Ah, questa ce l'avevo in pistola giocattolo, perfetta, questa è abbastanza figa. Va bene, vediamo di tenerle entrambe, però per adesso utilizziamo la nostra 9 mm che è il silenziatore, questa la utilizzeremo per le risse. Va bene, quindi la nostra legna qui, ottimo. Allora ragazzi, visto che adesso sicuramente ci accompagnerà una fase di costruzione, una fase molto lenta, vedremo adesso di affrontarla all'interno della prossima avventura, del prossimo gameplay. Questo era un gameplay molto introduttivo per farvi vedere la casa, le meccaniche, in modo tale che quando mi avventurerò nel gioco le capirete molto più rapidamente. Allora ragazzi, ci becchiamo all'interno della nostra prossima avventura, nel momento in cui ci lanceremo nella nostra costruzione. Magari ragazzi fatemi sapere, intanto usciamo sempre con la pistola, fatemi sapere ragazzi le vostre opinioni inerenti all'ambito costruzione. Allora vi faccio vedere una panoramica della zona che abbiamo inerente alla costruzione, anzi idonea per la costruzione. Allora è questa, io ho intenzione di collocare la nostra nuova casa proprio da queste parti, in mezzo a questi 4 alberi, per farla arrivare poi fino a questa parte e farla diventare, come dire, più grande, quindi espanderla su questa sorta di quadrilatero e poi farla diventare abbastanza elevata per arrivare magari al di sopra della montagna. Sarebbe davvero figo lasciare una botola verso l'alto per poi salire al di sopra della montagna, quindi una casa davvero unica, proprio costruita da questa parte a quest'altra. Quindi magari ragazzi, se avete altre idee da architetti, ingegneri e progettisti, me le fate sapere, quindi all'interno della sezione dei commenti. Comunque ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, mi raccomando sempre fatemi sapere la vostra opinione inerente questa volta all'ambito microfono e all'ambito video, perché sto registrando con l'Avermedia su Rust, sicuramente non l'avevo mai fatto, quindi le vostre opinioni riguardanti anche il gain del microfono, la modalità e la stereo come mi avete consigliato, e ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti!